Un fuoco fatuo, così il presidente degli industriali del Veneto Enrico Carraro definisce il super bonus una sorta di boomerang che si sta ora ritorcendo contro aziende e famiglie. Un fuoco fatuo perché non ha generato e non ha creato vera ricchezza, non ha creato sviluppo, non ha creato nuove tecnologie. Si vede adesso che si è fermato, si è spento un po' tutto quanto il motore, ha un po' forse, anzi sicuramente inquinato così, le normali dinamiche del libero mercato, ha sbilanciato, il fatto è stato un po' troppo pesante nei conti del paese. Era sicuramente una cosa buona, è stato parte della ripresa, ma parte solo della ripresa del nostro paese. Ripeto, nato e bloccato in modo un po' frettoloso, secondo me andava gestito in modo diverso. Dal suo, diciamo, dal suo palcoscenico che è privilegiato, no? Che momento è questo rispetto, perché si è parlato per mesi di caro delle materie prime, aumenti delle bollette, la guerra, insomma. Allora, sì, devo dire la verità che stiamo avendo evidenza in modo formale di quello che così in modo un po' empirico come imprenditori stavamo vedendo, ovvero l'economia è meno peggio, addirittura meglio del previsto. C'è una questione aperta che riguarda un gruppo editoriale in crisi, si è parlato anche di una cordata di imprenditori. Io su questo altro non posso aggiungere. Allora, un'altra domanda, invece, insomma, c'è, diciamo, il suo, si può dire il suo capo, cioè nel senso la persona che è sopra di lei a livello insomma, degli industriali, che comunque è in scadenza, no? Anche qui, insomma... È in scadenza tra un anno e mezzo, ancora tantissime cose da fare e il momento della scadenza è veramente lontano. Quindi se ne riparla? Se ne riparlerà quando è giusto, ma ripeto, ci sono tante cose e cose da fare, è bene anche che tutti siano concentrati nei propri ambiti.